Bomber con noi qui a streetnews.it, mitico Antonio Flores. E allora io voglio chiederti una cosa, siamo in una serata da Oscar, a questo punto ti chiedo il tuo gol da Oscar. Beh, penso il primo che ho fatto con il Napoli, perché comunque è stato il mio primo gol con la squadra di cui tifo e comunque ho iniziato a giocare. Però mi ricordo il gol di Madrid con l'Udinese, che è stato importante, Genoa, e penso che ogni gol c'ha il suo perché. C'è un'emozione che purtroppo a volte uno vorrebbe spiegarla, ma è quasi impossibile da farlo. Beh, voglio chiederti una cosa, invece se dobbiamo raccontare ai nostri amici che ci stanno seguendo su streetnews.it la stagione del Napoli, tu che sei un grande tifoso, come la possiamo inquadrare? Partiti alla grande, poi che cosa è successo? Sai, quando purtroppo c'è una squadra come la Juve che è molto superiore a livello comunque organico, e questa cosa qua, quest'anno comunque ha fatto un investimento importante come Ronaldo, già lì probabilmente ha tagliato un po' le gambe. Le gambe, sì. Poi c'era un po' di negatività perché portando magari un allenatore come Ancelotti a Napoli si aspettasse magari un acquisto importante, non è mai arrivato. Poi si diceva anche qualche scossone di mercato in qualche giocatore, ha portato un po' di distrazioni. Sì, sono state un po' di cose, però penso che comunque poi arrivato a un certo punto che vai a 10 punti dalla Juve, non hai più obiettivi, esci punti dalla Coppa, comunque passa, le motivazioni vanno un po', come dire, un po' a scemare. Però ripeto, comunque è arrivato 10 punti sopra l'Inter che è seconda e terza. È stato un campionato anonimo, ma comunque ha fatto secondo e hanno mantenuto gli obiettivi della Champions. Ti trasformi per un attimo da agente di mercato. Dove interverresti per la prossima stagione per migliorare questo Napoli? Io in tutti i reparti, sinceramente. Devi prendere comunque gente che se sostituiscono magari chi gioca su due fronti, devi avere la possibilità di competere. Non puoi pensare di fare magari calcio solo con 11-12 giocatori. Certo. Facciamo notizia, noi streetnews.it facciamo notizia. Floro Flores, i suoi progetti futuri? Non lo so, adesso il mio unico progetto è andare a scappare a casa dei miei figli e godermi un po' la mia famiglia, che ho passato un anno molto difficile personale, quindi voglio godermi i miei figli, prendere le mie decisioni a bocce ferme, riflettere se continuare con il calcio o fare altro. Ripeto, se riesco a mettermi a posto fisicamente vorrei fare ancora un anno di calcio, perché mi sento ancora un calciatore e ho voglia. Noi ti ringraziamo davvero di questa intervista. streetnews.it con il mitico bomber Antonio Flores. Grazie a voi, arrivederci.